Me l'ha data il sindaco stamattina, dopo 70 anni di lavoro, me la sono meritata, si vede, capito? Guarda. Enrico Basso ha dedicato ben 70 anni alla sua passione, la panificazione. Il profumo del pane appena sfornato ha cominciato a odorarlo quando aveva appena 12 anni. Dopo tanta esperienza ed aver compiuto 82 anni, il signor Basso ha deciso di chiudere le porte del suo laboratorio e negozio a Zianigo di Milano. Una decisione sofferta per un uomo che ha amato molto il suo lavoro. Mi sembra andare in ferie, non sono convinto. Fin da piccolo Enrico si alzava ogni notte per impastare, cuocere e servire il pane fresco. Tanti suoi clienti cosa le dicono, sapendo di questa imminente chiusura? Veramente, per essere sincero, tanti si sono arrabbiati, ma veramente, vedo, ma come chiudi? Dovevo stare qua ancora fino a che Cristo mi chiamava. Nel laboratorio le sue mani esperte modellavano la farina, trasformandola in pagnotte fragranti e croccanti. La soddisfazione vedere della farina è il risultato del pane. Non senti neanche la fatica. Farina bianca, vedi che croccante, vedi che bello, e sa, senti che profumo che sa. Enrico era anche un maestro nell'arte di creare dolci tradizionali, torte e biscotti e le focacce. Venivano da Chioggia, da Verona, facevano un viaggio per 3 o 4, 10 famiglie, ne prendevano 30, 50, 20, dipende. I tempi stanno cambiando, il pane non è più amato come una volta, ci dice con un velo di tristezza. Vanno ai supermercati, si prendono quello che vedono, non apprezzano il pane. Si perde anche questa tradizione. Ma naturalmente dopo i supermercati hanno rovinato tutto. Arriva pane dalla Romania, dall'Ungheria. Pane surgelato con farine e lieviti di scarsa qualità. Questo qua, vedi, lo puoi mangiare anche dopo 3-4 giorni. Ci vuole tempo per far pane. Io faccio ancora lieviti di 70 ore, di 50 ore. Pane buono che dura anche giorni, ci si augura che un nuovo acquirente possa comprare l'attività che Enrico ha seguito con tanta dedizione. I figli Andrea e Stefano, diventati pasticceri grazie al padre, hanno aperto altre attività a Zianigo e Milano. È stata una decisione non facile. Comunque speriamo nel futuro trovare qualcuno che si prenda. Siamo in trattative però. Lei però non è ancora stanco di lavorare. Non sono convinto di essere stanco. L'eredità di Enrico Basso rimarrà viva nei ricordi dei clienti e nella tradizione che ha contribuito a preservare grazie anche al sostegno della moglie Daniela. Salute a tutti quanti, anche di Antena 3. Ciao, arrivederci. Auguri a tutti. Ciao, ciao.